Buonasera, ben chiatas a Novis. Une frutte di 13 mesi è state trasportate in elicottero al centro Gran Giustionas di Padue e une dopo miesdì per cure delle lesions che ha riportata e muse al Quarp dopo di un incidente domestico succeduto in un'abitazione di Gurizze. Al parco si è disvicinata ai fornei de cusine, avete fatto golaune, cite di aghe bolinte finite tutti intorno di ieri e saresse in condizioni un'evore gravis. A son 111 gli operatori sanitari non vaccinati in Tesaris di Trieste e Gurizze che hanno presentato ricorso al TAR dal Friuli Vignesi Giulie per ottenere l'annullamento dai provvedimenti mandati fuori dal Dipartimento di Prevenzione de Asugi. Ricorso anali che è stato notificato di bande di una cinquantina di dipendenze di aziende sanitarie dal Friuli centrale, intanto che fanno ricorso quindi le aziende sanitarie Friuli occidentale sono fin come 65. E sono 11 le persone con Covid ricoverate in terapie intensive della regione. Si conta in rispetto a ieri una dimissione e 3 nuovi si entrati. 34 sono i pazienti accettati in altri reparti. In queste ultime 24 ore sono 25 nuovi infetti registrati a fronte di 1476 tamponi fatti. Sono spietati in questi giorni 3 cargo di aeronautica militare statunitense che trasportano 600 persone in fuga dall'Afghanistan che faranno tappe ai base USAF di Davian. Sono svoi speciali dall'esercito USA per evacuare civili e militari dal paese finite di nuovi in mano ai talibans. D'ogni delle rimesse è stata preparata una tendopoli dove i cittadini afghani e americani e saranno visitati e curati prima di partire per gli Stati Uniti. Ai viste delle polizie si disfe de droghe al prove a schiampare è stata Udin un Pakistan di 40 anni. Alle capitata poco prima des 9 di sera in te zone dal stadi Dulacchio ne pattuglie de questure e ieri in servizi di lunghe partite udinese Juventus. Gli agenze hanno notato une cubie che ha palesate nervosa e loro viste. I due sono stati fermati. L'uomo ha buttato 2 pacuzze che ha contenuto in 17 grammi di hashish in tal giardino di una chiesa per dopo dassi e fuide. E sono stati 600 le violazioni rilevate dai 9 ai 15 di agosto delle polizie stradali in regione in nell'ambito delle campagne europee SPID organizzate per contrastare su tutti gli strade europei di grande viabilità il superamento dei limiti di velocità. Di lungo dai controlli sono stati ritirati 11 patenti. Az di vandalismo di notte a Pagnà, quindi i 3 velo ok. I bussuloz di l'uncle osovane sono stati buttati e dislidrigiati. Il comune ha restaurato come al pense a cemut contrastare questi dams. Lo sclarisce l'assessore Adriano Pugnale. Das prime ore di domenica praticamente qualcuno si è divertito a buttare i velo che sono sulla strada osovane. La polizia locale ha rilevato il fatto, lo ha segnalato al nostro ufficio tecnico e per una parte hanno già provveduto a rimettere in pings. La giunta valuterà assieme con i vigili se è il caso di rivalutare il progetto che hanno apportato a mettere sulla strada che è dissuasivo per limitare in qualche maniera la velocità e aumentare la sicurezza. Sono state salvate nuove vince di queste mattine i 2 alpinisti bloccati ieri sera di lungo dal muro nord del Monte Zermule in comune di Paulare. Dopo vari provi savuete per via di poche visibilità sono stati recuperati di un tecnico dal soccorso alpin imbarchiato sull'elicottero dall'esercito partito di Chiasarse alle 4 di mattina. Provati in freddulizzi e sono stati accompagnati ai casere pass di Lance.
E voleva arrivare fin dal FI a Lignan, unemar in stat confusionale, salvate dal traffic a Vinchievot. Una femmina anziana e sole che vagolava con valigie e borse gli state fermate dagli adienzi delle polizie stradali d'ogni rotatori dal svincolo dalla Vinchievot a Pordenone. Un fatto analogo era capitata ai Vinchiadoi di Ugne e gli state confortate e ricondotte dai familiari. La polizia locale di Dachan di Pordenone ha sanzionato con 422 euro il conducente di una vettura che sabide passata in Plaza Libertata l'ha investito una covade di ghiaccio per dopo slontanarsi condut che tante persone si avessero inzigate e domandate tutte voci di mettersi in bande. Al Comune di Udin a Coventi in 18 persone di implea votori 6 settimane per lavori di faintes ares esternis per rimanere spettacoli di intrattenimento, ma non arriva a Chiatalis. Al momento a Chiatalis furdometrete liste dai 600 cittadini che chiappino il reddito di cittadinanza. L'amministrazione comunale ha avviato un new band visante che qui non l'accetta di lavorare va in pericolo di perdi il aiutori. Sulle vicende sentì il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Abbiamo tornato a domandare un elenco di persone, a Udine sono 600 persone che hanno il reddito di cittadinanza e sono obbligate a fare lavori socialmente utili per 20 ore alla settimana di lavoro, per come in città come 3 è un po' ma se poche. Allora speriamo di essere più fortunati con questo nuovo elenco che non sono andati il centro per l'impiego. Tra l'altro sono tutte persone giovani che possono fare queste tipologie di lavoro. Ho visto anche che magari ascolti in questi notiziari che è un obbligo, la legge è prevista sì di dare un reddito al mese per che potete slendinante, ma tu sei anche obbligato a dare con un lavoro le possibilità così di risarcire il comune, in questo caso le società, con un lavoro che è a favore di tutte le comunità. Finora non si sta fortunati perché tanti hanno tirato fuori scuse, rispoi incredibili, io dico anche che ho chiamato una persona che era in Romania in vacanza, non si dite che io è in vacanza e non vengo a lavorare per il comune di Udine. Gran successo a Udine per mostri ospitadis in che sdiscia al Museo del Chistiel di martes a domenica passate si sono contati più di 1100 visitatori alle favele di Chest, l'assessore cultura Fabrizio Cigolotte. Tanti visitatori al Chistiel di Udine per visitare i mostri che sono ospitati. Sì, per dire la verità, non come gli mostri. Perché ne abbiamo 3, è un grande avvio in Cistielle. Però sono stati visitatori? L'ultima settimana ho avuto contatto più di 1150 quasi visitatori, che è un numero notevole per la nostra città, per il Cistielle. Sì. E io ho da dire però che non si può fare confronti con l'anno passato, perché la pandemia ha modificato i comportamenti dei visitatori, che vengono col Green Pass, ma io penso anche che sono tanti che vengono su, credo che necessitano la prenotazione, hanno servizio la prenotazione, ma io penso in prossimo futuro, penso soprattutto alle grandi mostre che vi il 16 di ottobre con la forma dell'infinito curate da Don Alessio Geretti, vi in Chiese Cavazzini un gruppo di visitatori. E per voi si fermi in chi? Appuntamento a domani, arrivederci.